Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati e benvenuti a questa puntata di Gioventù Politica. Questa sera noi parliamo dei quarantenni, i quarantenni che sono ai vertici delle segreterie di partito principalmente, ma dei giovani. Allora io inizio subito innanzitutto a presentare gli ospiti che abbiamo in studio. Marco Beghetto di Indipendenza Veneta, e alla mia sinistra Teresa D'Avanzo di Indipendenza Veneta, del direttivo. Devo dare un attimo la parola a Teresa D'Avanzo, del direttivo di Indipendenza Veneta. Abbiamo la peggiore classe dirigente della storia d'Europa? Fino adesso i fatti hanno dimostrato questo. Ci hanno venduto una crisi come fosse una crisi mondiale, europea, nei termini drammatici che si sta verificando da noi. In realtà poi scopriamo che siamo in fondo alla coda, che siamo tra i più poveri e che gli altri da tempo hanno risolto i problemi che i nostri non riescono a risolvere. E in particolare il discorso che abbiamo appena fatto, il problema del finanziamento dei partiti. È interessante vedere come ancora oggi non ci si chieda perché la gente ha voluto il non finanziamento pubblico ai partiti, in epoca non sospetta. Non sono stati Forconi a chiedere o altri di questo tipo, i grillini, in maniera oggi esagitata a chiedere che questo. Quando 1 milione di persone vivono alle spalle del popolo, ecco, con che produttività, e perché fanno parte del partito, perché il partito aveva bisogno delle segretarie, aveva bisogno dei portaborse, aveva bisogno, non lo so, dico io. Quindi insomma lei... Ma è evidente che c'è un sistema fallito, corrotto, che è vissuto alle spalle di chi lavora e adesso c'è la resa dei conti. Prima o poi ci doveva essere. Per quanto mi riguarda questo Stato è in mano ai burocrati e quindi tutto quello che viene detto in questi termini, sia da Renzi o da altri come lui, verrà fermato dai burocrati. Perché non è solo una classe dirigente che è completamente incapace di gestire il paese, il sistema paese, ma è condizionata pesantemente da una burocrazia che non permette di fare dei passi avanti. È per quello che il paese la perché abbiamo... Signora D'Avanzo, lei c'era a Torino? Perché doveva essere a Torino? Non lo so, c'erano tanti, ha sentito, no? Adesso il prossimo anno una manifestazione a Bruxelles. Allora, le dirò, noi abbiamo le idee chiare. Le idee chiare sono queste: il popolo veneto sceglierà cosa vuol fare. Ma ancora prima di queste affermazioni, che sono molto astute e scaltre da parte di Salvini, il quale sicuramente ha trovato politicamente un argomento che fa breccia in questo momento, che è l'argomento della moneta, che è un argomento valido da un certo punto di vista, perché la politica che abbiamo visto fare in Europa è stata una politica per le banche e non per i cittadini europei. E cavalca quindi l'onda di una situazione che è palese. Indipendenza Veneta ha le idee chiarissime. Il PIL del Veneto è tale che siamo in grado anche di sostenere la competizione usando l'euro. Cioè quello che da noi chiamiamo chiaramente il residuo fiscale, che tutti ormai sono anche stanchi di sentire, le famose 4.000 euro a testa, eccetera, ci permettono di guardare al problema moneta con una tranquillità, una serenità unica. Se i veneti vorranno l'euro, si terranno l'euro in un Veneto indipendente. Se vorranno battere moneta propria, avranno la possibilità di farlo. Le valutazioni verranno fatte al momento, quando hai un'economia forte. Quando hai un paese che ti trascina a fondo, devi porti invece delle domande, come sta facendo Salvini. Io sono d'accordo con l'esordio che ha fatto Salvini sul video che abbiamo visto, cioè nel chiederlo ai cittadini. Qui bisogna chiedere ai cittadini, come noi di Indipendenza Veneta ci stiamo battendo per un referendum, siamo in democrazia, sì o no? Quindi chiediamo ai cittadini, e sono d'accordo anche quando Salvini dice che non vogliamo questa Europa qua, vogliamo un'Europa dei popoli. È normale che per esempio il Veneto ha più in comune con i territori che ci circondano, per esempio possiamo parlare di Lombardia, Carinzia e il resto, rispetto a un sud. Però il problema qui è che
bisogna chiedere ai cittadini, dar voce ai cittadini, però che i referendum siano fatti veramente e non come quello dei finanziamenti ai partiti, dove ha detto bene prima il collega che già i cittadini si erano espressi, però purtroppo siamo in Italia. Questo... Dicevo, a livello di impresa, di tessuto sociale, di lavoro, la nostra economia, il nostro modo di lavorare è più facile rapportarlo a questi territori qua che non ad altri. Il discorso delle guerre sono altri discorsi, mi hai malinterpretato. Abbiamo anche il tuo collega Cristian Scatolina, sempre di Indipendenza Veneta. Buonasera. Prego. Io volevo rispondere al ragazzo Claudio Borgia. Esatto, del PDL, giusto? Io volevo rispondere al ragazzo, sì è vero, i nostri nonni hanno combattuto durante la seconda guerra mondiale, i bisnonni nella prima guerra mondiale del 15-18, però dobbiamo ricordarci che i nostri avi per più di 1100 anni di storia hanno combattuto al fianco degli sloveni, hanno combattuto a fianco dei croati, dei popoli carinziani, non hanno mai combattuto fianco a fianco con i popoli siculi o con i popoli sardi, hanno combattuto a fianco di questi popoli, quindi questa distanza che il collega del PDL... Però contro gli austriaci per liberare... Contro gli ottomani ma infatti dall'altra parte... Vorrei dire una roba... Mi scusi, ma dall'altra parte non c'erano gli italiani, c'erano i francesi? Io la storia e la filosofia le lascerei da parte, farei un ragionamento molto concreto. Bisogna sapere la storia. In Italia, No, certo, infatti, appunto... C'è un referendum dei Veneti per l'euro, Quello che diceva il lei ragazzo... non è informata per niente? vogliamo Non siete informati, parlate di qualcosa? non ho detto che c'è un referendum, ci sarebbe la volontà, non ho c'è detto... nessuna volontà di un Salvini, referendum per l'euro. Salvini aveva aperto con questo discorso Esatto. qua e io mi sono riallacciato, è giusto dare voce alla Ok, gente. Ora, come Salvini ha detto, siamo entrati nell'euro senza neanche deciderlo noi, ma ci hanno buttato dentro all'euro. Io dico, siamo entrati in Italia, noi veneti, perché ci hanno trascinato in Italia, o c'è stato un plebiscito truffa, come dicevamo prima. No, ma c'è Ragazzi, sono i perché? libri di storia che ne parlano. Io sto chiedendo, io sto Ma c'è storia della Parlano di resistenza. patrioti morti. Io sto chiedendo un atto democratico. Un attimo solo. Vedi, se vuole intervenire anche Marco Beghetto, prego. Sì, io sono d'accordo con il collega qui vicino e da giovani voglio dire che sentiamo queste parole da anni, ma veramente da anni, e non ne possiamo più, e poi da giovani non abbiamo il tempo di aspettare questo Stato ormai irriformabile. Noi, per esempio, il 1° dicembre con moltissimi giovani siamo scesi in piazza a Bassano del Grappa con le valigie. Sa perché con le valigie? Perché o facciamo l'indipendenza o è partenza per noi. Nell'ultimo anno più di 14.000 ragazzi veneti hanno dovuto abbandonare questo territorio. Certo, ne abbiamo parlato... Per questo noi siamo indipendenza punto fermo, perché all'Italia non ci crediamo più, non dà più risposte a questo paese, a noi giovani. E non abbiamo il tempo di aspettare, la nostra generazione, io parlo che ho 25 anni, salta a piedi pari, indipendenza o partenza. Cioè noi indipendentisti al giorno d'oggi ragioniamo che Veneto è chi Veneto fa. Se una persona immigrata viene qua e trova lavoro, paga le tasse, rispetta la vita sociale, rispetta il sociale, certo. le regole, è Veneto quanto me. Basta con questo stereotipo del diverso, noi non siamo contro nessuno, però le regole devono essere applicate. Veneto è chi Veneto fa, è il principio. Perché continuamente darci dei razzisti, darci degli xenofobi? Non siamo così noi. Allora diamo la parola anche Noi al la rappresentante speranza. di... Beh, anche voi avete No, un non è una segretario parola, giovane, segretario giovane anche Sì, voi. sì, no? noi abbiamo un segretario giovane, un segretario forte, un segretario determinato, ma quello che a me interessa sottolineare è che i giovani, come per esempio stasera Marco e come anche Cristiano, danno l'opportunità al nostro movimento di avere quella forza, quell'energia per lavorare sul territorio, perché finora stiamo parlando di vertici, stiamo parlando di sistemi, stiamo parlando di una casta certe volte, no? Ma stiamo cercando di capire che se questa casa riesce a cambiare le cose, se i segnali ci sono oppure no. Allora, lo vedrai, sai quando? Quando riusciranno a cambiare i luoghi di potere della gerontocrazia, quando entreranno nelle università e i rettori delle università saranno scelti
per merito, quando riusciranno a entrare nelle banche, quando svecchieranno tutto questo sistema, come per esempio i sindacati, quando demoliranno certe cose che sono gravissime in questo Paese. Ecco, Permettimi di dire che io non credo che ne avranno la forza. Cioè adesso sono lì come, naturalmente li ammiro, come dei moderni eroi con la spada in mano, a cui tutti stanno guardando, ma cosa potranno fare? Cosa gli sarà lasciato fare da questi che hanno il potere occulto, che stanno dominando veramente il Paese? Se riusciranno a dimostrare che ci si può autodeterminare come popolo, forse riusciranno a combinare qualcosa di buono. Marco Brighetto, la tua posizione? La mia posizione comunque, posso esprimere una mia opinione, vedo questi due nuovi giovani, a parte Alfano che sarebbe il terzo, ma Renzi e Salvini da una parte. C'è anche Giorgia Meloni. Che sono in gamba, propongono anche cose condivisibili, ma noi non ci crediamo più a questo paese. Questo paese è un paese baro, che viola la Costituzione ogni giorno e che è economicamente fallito. Non ci crediamo più. Qui stiamo facendo il gioco di destra, sinistra, siamo in 6 giovani qui dentro, penso in gamba, facciamo in 6, poco più, poco meno l'età dell'Italia. Perché non creare un tavolo e pensare a un Veneto indipendente tutti insieme? Indipendenza, punto fermo. Professor Case. Intanto fatta l'Italia, facciamo gli italiani, lo disse Massimo D'Azeglio. Esatto. E fu un'espressione, ritengo, a distanza di anni, nonostante l'enfasi patriottica con cui fu detta, credo che sia una espressione razzista. Non si possono omologare gli italiani. L'identità di ciascuna regione andava rispettata. Il fatto che l'Italia sia stata ridotta in questa maniera è il fatto che si voleva creare un'unità psicologica dell'Italia cancellando le memorie dei vari stati di cui si componeva l'Italia. Quindi per esempio la regione Veneto, che ha una storia antichissima, parliamo di 1200 anni, dove Venezia batteva moneta. E quando Vasco da Gama arrivò in India, trovò il denaro veneto, il denaro di Venezia, trovò il ducato, trovò il grosso, che il ducato era d'oro, 6 grammi di oro, e il grosso era 3 grammi d'argento, e in India si commerciava e si usava la moneta di riferimento, la base aurea di ciascuna popolazione era riferita alla moneta di Venezia, e Venezia all'inizio del Settecento aveva un capitale di denaro, di oro, pari al 15% di tutto l'oro esistente in Europa a quell'epoca. Questo una sola città che faceva 150.000 abitanti. Questo dà l'idea della storia che noi abbiamo. Ma la storia di Firenze, della Toscana, no? Quindi accanto al ducato che nasce per primo, immediatamente nasce Fiorino, e Fiorino fa l'economia dell'altra parte dell'Europa. E così vale per Roma, così vale per Napoli. Il meridione non era quel meridione che vediamo oggi trascurato e trasandato, era un meridione ricchissimo. Quando ci fu l'unità d'Italia fu abbattuto questo sistema e il meridione fu trucidato e depauperato, e si cominciò all'esodo degli italiani e alla deportazione, parlo di deportazione, cioè trasporto forzato dei meridionali, prima verso il nord, poi successivamente nell'emigrazione. Questa è la storia d'Italia. La prima guerra mondiale fu un disastro per l'Italia, non portò assolutamente nulla di positivo, anzi furono i prodromi della seconda guerra mondiale. La prima guerra mondiale non finì mai, perché si collegò direttamente dopo il Trattato di Versailles, creò i presupposti perché si creasse la seconda guerra mondiale.